Amici del basket, la più cordiale buonasera dalla Pallaruggi di Imola, nona giornata del campionato di Lega 2 Silver. Imola, la quinta gara interna del campionato, la seconda consecutiva, un Imola che ha 4 su 4 in casa e che questa sera ospita la squadra dell'Industriale Sud Roseto, i Roseto Sharks, un'altra nobile decaduta del basket italiano dopo la Viola Reggio Calabria, transitata su queste tavole esattamente una settimana fa. Ma per presentare questa partita vicino a me c'è Riccardo Rossi del Corriere di Romagna, a cui cediamo la palla per parlare di questa gara che vede Imola con i favori del pronostico. Sì, favori del pronostico, ma è sempre da prendere con le molle, è un campionato equilibratissimo, l'assenza di Perry è un fattore pesante, è vero che dall'altra parte manca Brian, però insomma Imola è in emergenza da tante settimane e ci può anche stare che mentalmente ci sia un calo, un po' di rilassatezza. Anche Ticchi, seppur non ufficialmente, ha paventato questo dubbio. E poi dall'altra parte c'è una squadra in crescita come Roseto, quindi attenzione. Con l'ex della partita, Yankiel Moreno, che spara subito una tripla, si presenta in questo modo. Roseto è con il numero 4, Damir Pizzi, il miglior marcatore del campionato, il numero 5 è il giovane Piero De Dominicis, il 14 è l'ala centro Giga Gianelidze, il 14 è Joshua Jackson e il 24 appunto è Yankiel Moreno. Dall'altra parte il canestro di Andrea Bartolucci che compone lo starting five assieme al 10 De Nicolao, l'11 è Maganza, il 12 Prato e il 15 Carvel Anderson. Naturalmente buona partita a tutti i telespettatori di TV. Abbiamo detto nona giornata di campionato con Imola che riveste le zone alte della classifica con 4 vittorie a fronte di 4 sconfitte in un campionato che vede comunque un diffuso equilibrio soprattutto nella parte centrale della graduatoria, comandata da una imbattibile De Longhi Treviso, squadra con cui tra l'altro Imola deve ancora incrociare i guantoni. Tra l'altro la particolarità di questa gara è che Imola viaggia con 4 vittorie su 4 interne, mentre Roseto ha finora visto la sconfitta in tutte e 4 le trasferte di questo campionato. Roseto che ha solamente 2 vittorie casalinghe su 8 giornate di campionato, l'ultima racimolata proprio nella giornata scorsa in casa contro la Bauer di Matera. Squadra abruzzese tra l'altro che è accompagnata qui al Pallaruggi da un nutritissimo gruppo di tifosi che stanno cantando incessantemente per stimolare i colori bianco-blu. 9 minuti al termine del primo quarto, dunque se n'è andato appena un minuto di gioco. Imola sotto di 1, 3-2 con Prato fuori dall'arco dei 3 punti che prova la tripla, prova ad aprire la scatola con la tripla, l'errore. Imola che è la prima squadra al tiro da 3 punti in campionato dopo la grande prestazione della scorsa domenica con 15 triple a segno. Imola che tira con il 38% da 3 punti in campionato, di gran lunga la migliore della specialità. Primo fallo nel frattempo per i colori biancorossi. Seguiamo l'attacco della squadra rosetana con Damir Pizzi, l'abbiamo detto, il miglior marcatore della Lega con 21,8 punti a partita, anche se ora la tripla se la prende Giga Gianelidze, giocatore georgiano ma di formazione assolutamente italiana, uno dei migliori della gara interna contro Matera, assieme a quel Silver Brian che però dopo pochi minuti di gioco si è dovuto arrendere per un infortunio alla spalla sinistra che lo bloccherà per alcune giornate. Attenzione intanto alla palla sotto, la stoppata di un grande Marco Maganza nei confronti dell'inesperto Piero De Dominicis, poi si tenta un contropiede, ancora una volta le palle perse per Imola che sono state un fattore nelle ultime gare. Condannano questa azione dei biancorossi dell'Andrea Costa Imola che dunque perdono palla. Eccolo qua, Damir Pizzi, giocatore nativo del North Carolina, di Charlotte per la precisione, formatosi alla Marshall University, la stessa del grande Mike D'Antoni. Occhio soprattutto a lui in cabina di playmaking. Ora c'è Joshua Jackson, anche lui in punta a sparare la tripla a segno, 2 su 3 dalla lunga per l'Industriale Sud che prova a percorrere le orme di Imola che proprio contro Reggio Calabria nel primo quarto era andata avanti di 20 proprio grazie alla prestazione balistica dei singoli. L'assist è sotto per Maganza che però manca l'appoggio a 1 centimetro dal canestro. Errore per Imola, non partita benissimo al tiro
e Roseto ha la possibilità di andare ancora più avanti. Attenzione a non sottovalutare la squadra rosetana, l'abbiamo detto in apertura, Imola è favorita e non capitava veramente da tantissimo tempo che la squadra romagnola avesse i favori appunto dei bookmakers, diciamo così, ma Roseto è una squadra che nonostante le tante sconfitte esterne ha dimostrato di potersela sempre giocare, un po' come Imola. Basti pensare che le due sconfitte di Recanati e Roseto sono giunte proprio all'ultimo secondo. Attenzione a De Dominicis, prova l'appoggio, non va, errore per il classe 1995 di coach Tony Trullo, giocatore uscito dal vivaio, è uno dei 3 giocatori rosetani in roster per la squadra abruzzese, che va a spendere il primo fallo dell'incontro ad opera segnatamente di Joshua Jackson, il secondo americano degli ospiti, che devono fare a meno non solo di Silver Brian ma anche di un italiano molto importante come Giovanni Carenza. Maganza sulle tacche, non se la gioca contro Gianelizze, va invece fuori per la tripla da parte di Carvel Anderson, che sbaglia. Riccardo, Imola è partita con tanti errori sia da 3 sia da sotto. Piano partita di Ticchi è quello di dare molto palla sotto, molto di più rispetto alle abitudini di Imola, perché l'assenza di Brian pesa. È chiaro che dare tante palle ai lunghi può avere delle controindicazioni. Intanto tripla di Jackson sbagliata, e la controindicazione è che se questi lunghi poi non sono abituati a giocare tanti possessi, come è successo in questi primi 3 minuti e 30, finiscono per pasticciare un po'. Una classica partita da questo campionato, comunque con le difese che lavorano abbastanza bene, attacchi non ricchissimi di talento. Adesso bisognerà vedere se Imola prosegue, e lo sta facendo perché anche qui viene dato spalla canestro a Bartolucci nel proprio piano iniziale, o lo cambierà. 2 punti segnati in 3 minuti e 48 sono sinceramente pochini. Va anche detto, parlando proprio di quella che è la lotta sotto le planche, che Roseto è la squadra che cattura più rimbalzi offensivi, Imola è la squadra che cattura meno rimbalzi difensivi, dunque teoricamente non ci dovrebbe essere scontro sotto le planche. In realtà il grande fatturato di Roseto nasce proprio dall'attitudine a rimbalzo d'attacco di Silver Brian, cioè il giocatore assente questa sera. Tra l'altro i lunghi proprio di Roseto ci provano spesso dalla lunga, come è capitato in questo caso a Giga Gianelizze, che però sbaglia in punta. Imola prova a velocizzare, si va con Prato che prova ad affrontare De Dominicis, la conclusione ancora un errore da parte di Patrizio Prato. Il fallo in attacco è di Marco Maganza, un altro giocatore che ne cattura tanti ad ogni allacciata di scarpe. Primo fallo da parte del giocatore friulano. Imola fino a questo momento, ma sono passati appena 5 minuti scarsi, non è riuscita a segnare più di 2 punti e soprattutto non è riuscita a farlo da sotto, tranne che appunto nell'unica circostanza. Tantissimi errori che stanno un po' guastando fino a questo momento il piano partita sapientemente studiato da coach Ticchi. Attenzione a Pitts, grande uso del corpo e del palleggio, terzo errore della partita per Piero De Dominicis, che viene catapultato in quintetto per la prima volta in stagione e sicuramente lo risente. De Dominicis si mette contro Bartolucci, è chiara la differenza di chili e centimetri. Il fallo proprio di De Dominicis, saranno 2 tiri liberi per Bartolucci. Certo Riccardo, viene proprio da chiedersi com'è possibile che Imola, nonostante i maggiori centimetri, abbia segnato appena 2 punti contro una squadra veramente molto bassa. Succede perché nel basket non è automatico che dando la palla a quello più alto poi quello più alto faccia canestro. Imola ha anche costruito dei tiri buoni e non sono riusciti né Bartolucci né Maganza a sfruttare queste situazioni. Ripetiamo, Imola ha una squadra perimetrale, è una natura che non si cambia dall'oggi al domani. Realizza intanto Bartolucci, terzo punto personale, il terzo punto di Imola. Non è una natura che si cambia dall'oggi al domani. Credo che faccia anche bene Ticca a insistere su questo piano partita, perché è quello giusto, vedendo anche Roseto in campo, però prima della fine sarà bisogno insomma di trovare un po' di ritmo in attacco, cosa che per adesso Imola non è riuscita ancora a fare, mentre Roseto usa tanto le rotazioni. È già uscito Moreno, un altro cambio adesso per Trullo, quindi Trullo ha bene in mente di arrivare coi titolari freschi per gli ultimi minuti di partita. Prova ad andare dentro Gianelizze, l'errore in
soluzione contro un avversario che era Bartolucci. Nel frattempo per Roseto è entrato il ben più esperto Innocenzo Ferraro a provare a dare maggiore manforte sotto le planche. Era lui il giocatore che obiettivamente ci aspettavamo titolare per cercare di tamponare un po' l'assenza di Silver Baia. Nel frattempo il buon rimbalzo offensivo in collaborazione fra Maganza e De Nicolao, con proprio il giocatore padovano ad andare a segno per i primi 2 punti di un giocatore esterno di Imola che raccimola il pareggio. 6 pari a 4 minuti e 15 con il fallo lontano dalla palla, attenzione, da parte di Marco Maganza. È già il secondo fallo, Riccardo. E questo può essere un problema, infatti vediamo Tic che si volta verso la panchina, per il momento non opera nessun cambio, ma crediamo che presto poi bisognerà metterci mano, perché 2 falli di Maganza e il giocatore indiscutibilmente chiave in questa partita possono essere pesanti. Intanto rimbalzo offensivo di Roseto che si divora l'ennesimo canestro in questa inizio partita e Imola adesso proverà ad andare avanti. Non è partito benissimo Giga Giannelizze, giocatore da cui ci si aspetta tantissimo per quel che riguarda la squadra del Roseto Sharks, per gli squali di Roseto, giocatore come detto italo-georgiano di 202 cm, formatosi completamente in Italia. Seguiamo l'attacco di Imola che può andare al primo vantaggio dell'incontro, sbaglia Prato, ancora Maganza onnipresente sotto le planche. Il fallo subito dal numero 11 imolese e segnatamente da parte di Innocenzo Ferraro, che è uno dei 3 giocatori rosettani proprio di origine presenti in questa partita per la squadra ospite, giocatore che ritorna a casa dopo tanti anni di assenza dalla squadra rosettana, precisamente 4 anni durante i quali Innocenzo Ferraro ha giocato in B1 a Omegna e a Trieste, vincendo proprio il campionato in terra giuliana. Poi ha vinto il campionato anche con Bari, battendo poi proprio Roseto nella finale, e l'anno scorso era in DNB in quel di Rieti. È lui il giocatore che ha speso il primo fallo, che si rivela assolutamente indolore per i suoi colori, perché Maganza commette un doppio errore dalla lunetta e a 3,32 il punteggio è bassissimo, 6 pari, ma d'altra parte si affrontano 2 delle squadre che segnano meno in questo campionato. Da Moreno il passaggio sotto per Ferraro sulle tacche, l'azione di Roseto viene fermata proprio dal fallo di De Nicolao. Arriva un doppio cambio per Imola, Ticchi vuole dare la scossa a una squadra che fino a questo momento non ha convinto. Fuori De Nicolao, fuori Maganza, in campo Franco Busciati e Norman Hassan, ossia 2 dei giocatori protagonisti della grande vittoria contro Reggio Calabria domenica scorsa. Una vittoria assurda per l'andamento dell'incontro, con Imola prima avanti di 21 punti, poi sotto di 4 a 3 minuti dalla fine e poi capace di ribaltarla proprio con i Bengala dai 6,75 di Hassan e proprio di Franco Busciati. Seguiamo l'attacco Roseto con Pitts che prova il primo tiro dell'incontro, un airball per il giocatore che viaggia a quasi 22 punti di media in questo campionato. Certamente una notizia, ma non sarà ovviamente così per tutta la partita. Si apre il lato per la tripla da parte di Norman Hassan, l'errore. Bartolucci aveva il buon piazzamento, ma Jackson è più veloce di lui e va a recuperare il rimbalzo in difesa, poi fa un coast to coast, si arresta, l'errore. Tanta confusione anche in campo per quanto riguarda le scelte. Sì, le 2 squadre stanno faticando. Roseto tra l'altro ha sbagliato anche dei tiri a buona percentuale. Imola, lo ripeto, è molto preoccupato di dar palla ai lunghi, però così poi abbiamo un Anderson attualmente fuori partita, penetrazione di Prato che sbaglia, quindi esterni ancora poco incisivi per Imola. Dall'altra parte tripla contro sbagliata, un brutto basket per ora, soprattutto stanno tirando male le 2 squadre. Qui c'è un fallo sanzionato a Prato, con tra l'altro Imola che ha esaurito il bonus, dunque ci saranno 2 tiri liberi per Zamir Pitts a 2 minuti e 19 secondi. Arbitri della gara che sono i signori Gagliardi, Wasserman e Naura, chiamati a dirigere questo incontro. Va il primo da parte di Pitts, che è alla sua 3ª stagione europea, ma ha militato in campionati non proprio di primo livello, prima in Islanda 2 stagioni fa e l'anno scorso nella Lega 2 turca, dove comunque segnava 20 punti a partita con 5 assist. In quel di Istanbul
Ancora un errore per i locali, a 2 minuti 7-6 il punteggio, si fatica ad arrivare a 10. Qui Moreno perde ancora un pallone e insomma è un gran brutto basket. Mescola ancora le carte coach Trullo, fuori Gianelidze, in campo con il numero 13 il terzo giocatore rosetano in forza Roseto. Parliamo di Pierpaolo Marini, che in realtà è nativo di Atri ma ha formato proprio tutta la sua carriera nella Virtus Roseto, dove ha debuttato giovanissimo in C2. È un'ala piccola di 190 cm, alla sua quarta stagione a Roseto, inframmezzata da un'apparizione in Serie 1 ma solamente in panchina per onor di firma con la squadra di Teramo. Ancora un errore da parte di Anderson, che non si è messo in partita al pari di tutta la squadra imolese in attacco. Siamo a 90 secondi dalla fine, 7-6 il vantaggio rosettano, con la squadra ospite che manovra il pallone nelle mani di Joshua Jackson, francabollato da Anderson. Si va con la tripla tentata da Innocenzo Ferrero, brutto tiro, il rimbalzo è conquistato quasi per caso da Pitts, che recupera un altro fallo. Questa volta è di Franco Busciati, altro viaggio in lunetta per Pitts, che segnava 34 punti di media in Islanda e 20 punti l'anno scorso, chiudendo al quarto posto la classifica marcatori. Però sbaglia un altro tiro libero Pitts, si ferma a quota 2, 8-6, vantaggio Roseto. L'incursione, la prima incursione vincente per Imola è di Franco Busciati, che non segna ma almeno subisce il fallo e andrà a lunetta con 2 tiri liberi. Ecco Riccardo, manca finora il giocatore che possa dare la scossa a Imola. Speriamo in Franco Busciati, colui che ha di fatto deciso la gara di domenica scorsa. Sì, Busciati ha le caratteristiche d'energia per riuscirci, adesso va in lunetta e realizza al primo libero. Ripeto, è chiaro che ci possono stare giornate come queste in cui il tiro non entra. Imola mi sembra che stia restando mentalmente dentro la partita, 2 su 2 di Busciati e 8 pari, e questo è molto positivo. E poi arriverà anche la fiamma, di questo ne sono convinto. L'importante però è rendersi conto poi che anche i regali di Roseto possono finire, quindi non aspettare troppo. Tanto tiro dal punto di sbagliato di Jackson, rimbalzo di Anderson, e vediamo se sarà proprio magari Anderson stesso il primo a sbloccarsi. Un altro errore da parte di Pitts, che sta sbagliando tutto quello che si può sbagliare in partita, ma al pari anche di molti giocatori in campo fino a questo momento. Busciati sbaglia il tiro, conquista un'altra carambola e conseguenzialmente anche un altro fallo. E allora altro viaggio in lunetta per Imola, che pur giocando un basket molto brutto dal punto di vista offensivo è nonostante tutto nelle possibilità di portarsi avanti per la prima volta in questa partita, con il viaggio in lunetta del giocatore nativo di Tirana, formatosi in Italia alla Stella Azzurra Roma. E nel frattempo la forma non propriamente stellare di Damier Pitts viene proprio suffragata da questo cambio punitivo da parte di coach Trullo, che rispedisce in campo Giga Gianelidze, mentre Imola mette per la prima volta il naso avanti. (10-8) a 40 secondi dalla fine di un primo quarto dove le due squadre hanno fatto a gara a chi segnasse di meno. Riceve Jackson, ancora appena 3 i punti segnati dall'americano della squadra rosetana. Moreno si dà un grande affare, serve il pallone a Ferraro, da questi l'ottimo assist per l'errore clamoroso da parte di Pierpaolo Marino. Clamorosa è anche la palla persa da Imola, che poteva avere l'ultimo pallone dell'incontro, e invece arriva la tripla punitiva da parte proprio di Marini, che sbaglia un comodo layup e poi va a segnare la tripla assolutamente punitiva nei confronti di Imola, che poi segna allo scadere con l'arresto e tiro da parte di Carvel Anderson. Insomma, 2 squilli in questa partita arrivano proprio sul finale, Riccardo. La tripla di Marini e poi l'arresto e tiro vincente di Anderson, che segna i primi 2 punti della sua partita. Questo tiro può essere importante, tra l'altro anche Busciati con i 2 viaggi in lunetta
ha lucrato 4 punticini preziosi per l'Andrea Costa. La superiorità, almeno a livello tecnico, mi sembra per Imola. Poi è chiaro che in partite come queste, dove si segna poco, il primo che alza le percentuali può anche prendere un vantaggio importante. La cosa che dicevo prima, attenzione a non aspettare troppo Roseto, perché poi se gli abruzzesi, specie con i 2 esterni americani, cominciano ad alzare le percentuali, allora recuperare 8-10 punti potrebbe essere un problema. Imola, lo ripeto, ha la sua idea tattica sulla partita, la sta portando avanti con coerenza e credo che prima della fine potrà anche pagare. È una partita costellata da alcune assenze, abbiamo detto Brian fuori per infortunio alla spalla sinistra durante la gara contro Matera, out l'abbiamo detto anche Carenza per uno sterimento al polpaccio, insomma contro Pescara, era una gara amichevole di oltre 2 mesi fa. Imola invece, lo sapete, è senza Jesse Perry che sta proseguendo nel recupero dell'infrazione al primo cuneiforme del piede destro. In settimana tra l'altro lo staff medico ha comunicato di aver effettuato dei controlli proprio su Perry, evidenziando un buon avanzamento nel processo di recupero, giocatore che in questa settimana lavorerà con Sabatani, il preparatore atletico, per poi sottoporsi a terapie riabilitative. È una settimana che tra l'altro ha visto Imola avere problemi di influenza per Prato e Bartolucci, che si sono allenati poco ma sono comunque regolarmente in campo. Roseto, che durante la stagione, che insomma è cominciata da appena 8 partite, ha già dovuto tagliare un giocatore, cioè parliamo di Asher, che non ha convinto. Al suo posto è arrivato proprio Jackson per dare manforte alla squadra rosetana, che è al secondo anno consecutivo in A2 Silver, dopo aver visto un paio di fallimenti negli ultimi 6 anni, con conseguente cambio di denominazione. Squadra in campo per il secondo quarto dopo il 12-11, punteggio con il quale si era concluso il primo. Vediamo di vedere le 2 squadre, vediamo di elencare i giocatori in campo fino a questo momento. Per la squadra ospite ci sono Ferraro, Gianelizze, Jackson, Moreno assieme a Marini. Imola risponde con Anderson, Bartolucci, Busciati, Hassan e Patrizio Prato. Riceve palla proprio per Paolo Marino, marcato da Busciati, gran numero di Marini, però sbaglia. Conquista il rimbalzo Jackson. 2 per Joshua Jackson, quinto punto dell'incontro. Giocatore sì nativo degli Stati Uniti, ma di passaporto maltese, di fatto giocatore comunitario. Ci prova Prato, un altro errore di Patrizio, proprio i suoi tiri non gli entrano, nonostante siano soluzioni non disprezzabili. Servito ancora Ferraro, che se la gioca contro Bartolucci, segna Ferraro. Riccardo, sembra quasi che la squadra che abbia più dimestichezza sotto sia Roseto. Roseto ha iniziato con un po' più di decisione questo secondo quarto, tripla di Bartolucci fondamentale per un po' di inerzia, che invece si stampa sul ferro. È entrato Marini, che è un giocatore di categoria, mi sembra molto intenso, ha sbagliato sì un canestro facile, però ha dato un po' di superiorità numeriche in situazioni offensive a Roseto. C'è anche Moreno che ha energia, questo è un quintetto pericoloso, infatti poi vediamo Ticchi che ha pronti 2 cambi per adeguarsi subito alle mosse di Trullo. Passi, infrazione di passi per la squadra rosetana, e il doppio cambio di Imola arriva con De Nicolao e Preti, il giovane Preti, al posto di Anderson e Prato. Un cambio insomma coraggioso da parte di Ticchi, che a questo punto si priva di bocche da fuoco in attacco. Imola che se la gioca con De Nicolao, Busciati, Hassan e sotto Bartolucci e il giovane Preti. Vediamo un po'. 15-12, vantaggio rosettano. Bartolucci serve proprio l'italo albanese, che poi nel tentativo di servire Bartolucci
lo premia di fatto, perché gli arbitri sanzionano il fallo di Ferraro laddove temevamo, Riccardo, che potesse essere un fallo di sfondamento. L'arbitro è andato subito deciso a infischiare fallo al difensore, poi lo sfondo obiettivamente ci poteva anche stare, bisognerebbe avere il replay in queste azioni per fare delle valutazioni esatte. Questo insomma ci fa anche capire come comunque quello dell'arbitro c'è sempre un ruolo ingrato. Comunque Bortolucci sbaglia il libero e quindi mette a posto tutti. Hai detto bene, è una scelta un po' rischiosa quella di Ticchi, però ci può stare. Credo che adesso Preti abbia la possibilità di far vedere che qualcosa la squadra può darla. Ripeto, un quintetto, quello di Rosetto, che mi fa abbastanza paura, perché è un quintetto ben equilibrato. Vediamo cosa accadrà nei prossimi 3-4 minuti di partita. Imola continua a tirare male, nel primo quarto 3 su 17 dal campo, e l'altra particolarità era che Rosetto aveva segnato 11 punti senza di fatto realizzare da 2, ma segnando 3 triple e 2 tiri liberi. Allora c'è un'altra penalità in campo, questa volta è di Jacopo Preti, il primo fallo. Per il giocatore rientrato dall'esperienza con la Virtus Spes Imola, mentre Trullo rivuole in campo Damier Pitts al posto di Jackson. Che subentra al posto di Yankiel Moreno, che ha giocato a Imola 4 stagioni fa, nel 2010-2011, lo ricorderete, un'annata tormentata con tanti momenti bui e una sparizione inspiegabile a cavallo delle feste natalizie, dove il giocatore rimase a Cuba per 15 giorni senza dare motivazioni. Si fece sentire solamente ben oltre le vacanze per comunicare come gli avessero rubato i documenti. Poi per lui 2 anni di inattività, è tornato a Cuba allenandosi con una squadra del posto senza giocare. Nel frattempo ha avuto una figlia dalla sua compagna che lo raggiungerà fra pochi mesi, e l'anno scorso l'esperienza prima Brescia in 2 Gold e poi è tornato a Rimini in DNB, dove tra l'altro giocava proprio con Norman Hassan. Qui Pitts fa bottino soprattutto dalla lunetta, il giocatore del North Carolina ha segnato 3 punti su 5 tentativi dalla linea della carità e ora arriva a quota 4, così come 4 sono i punti di vantaggio della Industriale Sud Roseto. È il massimo vantaggio degli abruzzesi a 7 minuti e 30 secondi. Vediamo come Imola se la giocherà con un quintetto infarcito di giocatori che non hanno propriamente punti nelle mani, però Preti ne segna 2 proprio nel traffico e nel pitturato, cosa che non era riuscita fino a questo momento con tanta frequenza per Imola. Poi però dall'altra parte ci si dimentica di Ferraro, mancato l'anticipo sul giocatore con la maglia numero 13 di Roseto, che si riporta avanti di 4, 15-9. Vediamo se gli attacchi si sono sbloccati dopo queste 2 incursioni. Hassan retrocede e tira da 3 punti sbagliando. Imola, se non vado errato, ha già fallito 6 o 7 tentativi dal 6,75 senza andare mai a segno. Secondo Di Marino. Nel frattempo il personale da parte del rosetano, alla 3ª stagione consecutiva in quella di Roseto. Rimessa dunque per Imola con 12 secondi per il tiro. Busciatti fa spottelate contro Jackson, poi si apre sul lato debole. Il grande assist per Francesco De Nicolao. Come ha fatto Busciatti a vederlo è ancora un mistero. Gran palla però di Franco Busciatti, che poi prova la marcatura su Pierpaolo Marini. Occhio a non spendere falli. Si va da Pitts, che apre il campo per la tripla tentata e sbagliata da Innocenzo Ferraro. Imola vuole correre, 19-17. Eccolo Busciatti contro Joshua Jackson, gli riceve il pallone De Nicolao. L'assist ancora per Preti, che ha fiducia dai 5 metri. L'errore, poi il pallone toccato da Bartolucci si incastra tra il ferro e il tabellone. Buon per Imola, che il freccione dice colori biancorossi, e sul 17-19 c'è un time out richiesto da Roseto. Riccardo, è un secondo quarto più godevole del primo, voglio dire, non ci voleva tanto.
Imola è lì, nonostante non giochi benissimo. L'importante effettivamente è che riesca a vedere bene la targa della squadra ospite. Adesso mi sembra che qualche segnale di vita in più davanti per Imola ci sia, almeno la palla è iniziata a circolare con un po' più di rapidità, a merito di Busciate che ha preso la squadra in mano. Credo anche che sia stato giusto dare un po' di riposo a Prato e Henderson, tutti e due in panchina adesso perché hanno faticato sbagliando il secondo, cioè scusate, Prato dei tiri alla sua portata, Henderson invece non riuscendo proprio a ritagliarsi degli spazi. Ripeto, palla ai lunghi va bene, però bisogna che la palla circoli. Adesso Imola ha logicamente scelto un quintetto più basso causa i problemi di falli di Maganza e non è un caso che siano quasi andate meglio le cose così. Comunque vediamo, la partita è lunghissima. Come avevo detto all'inizio, non è certo facile. Interessante, c'è un altro time out in campo richiesto da Imola, dunque 2 time out consecutivo, non si vede tanto spesso, allora ne approfittiamo per parlare delle vicissitudini della squadra ospite. Abbiamo detto Roseto Sharks, questa è la denominazione, gli squali di Roseto nati nel 2009, ripartiti dalla C regionale dopo il fallimento della Pallacanestro Roseto 1946, nata a propria volta nel 2008 dopo la scomparsa del Roseto Basket. Insomma, volendo riassumere comunque la storia di Roseto, 6 campionati consecutivi in Serie A dal 2001 al 2006, giungendo anche al 7° posto e sfiorando la finale di Coppa Italia nel 2003. Poi nel 2006 la società non si è iscritta al campionato ed è ripartita dalla Serie B2, cedendo poi successivamente il titolo a Chieti. Tra l'altro anche in questa stagione sembrava che un'altra squadra, Udine, potesse acquisire il diritto della squadra rosetana, però la società ha tenuto duro e ha deciso, nonostante una sensibile riduzione del budget, di partecipare anche in questa annata al 3° campionato italiano, appunto la Lega A2 Silver. Rimessa a lato, 14 secondi per l'azione per Imola che viaggia con 0 su 7 da 3. Ecco qua il primo squillo dai 6,75, porta la firma di Norman Hassan. Sono 6 i giocatori a segno per Imola. Hassan recupera il pallone, va di là, appoggia. 5 punti in un amen per Norman Hassan. È arrivato il primo squillo, Riccardo. Il primo squillo, poi c'è stato questo insolito doppio minuto, il primo chiesto da Roseto, il secondo richiesto da Ticchi. Se il risultato è l'ottima rimessa studiata da Imola e con la tripla realizzata da Hassan, è una cosa da riproporre più spesso. Comunque prima o poi questa scintilla la dovevano accendere, vediamo se viene da questi 5 punti di Hassan consecutivi. Sbaglia Giannelidze, rimbalzo e tentativo di canestro per Innocenzo Ferraro. Sbaglia, ma è arrivato il fallo da parte di Bartolucci. Innocenzo Ferraro in lunetta per 2 tiri liberi sul rientro in campo di Maganza al posto dello stesso Bartolucci, reo del primo fallo. Applausi per Andrea Bartolucci che ha segnato sì 5 punti, ma con lui in campo Roseto ha fatto più fatica a trovare le vie del canestro in questo secondo quarto. 2 tiri liberi per Innocenzo Ferraro, una ala centro esperta del 1982. Abbiamo detto le sue ultime stagioni a Domegna, Trieste, Bari e Rieti. In precedenza era transitato a Roseto nel 2006-2007 per rimanerci per ben 4 stagioni. In precedenza Mausciano e Porto San Giorgio, le sue prime esperienze. Ferraro fa 1 su 2 dalla linea, 22-20, prova il semigancio Franco Busciati, l'errore, ma c'è tanto Maganza nel cuore dell'area. Maganza mette i primi 2 dell'incontro. Imola ha già segnato con 7 giocatori diversi e la cosa bella è che il miglior marcatore di Imola ha solamente 5 punti e nessuno dei 2 è un americano, perché l'unico in questo momento per Imola, che tra l'altro è in panchina, cioè parliamo di Carvel Anderson, ha segnato solamente i 2 punti finali del primo quarto. Prova la magia e la realizza Damir Pitz, primo canestro dell'incontro dal campo per il miglior marcatore della Lega 2 Silver. Roseto rimane a contatto, 24-22. La gara evidentemente sarà molto più difficile di quanto qualcuno potesse aspettarsi dalla vigilia. Urca ci prova Preti da 3 con coraggio, sbaglia, ma il rimbalzo plana nelle mani
di un Norman Hassan che ha un ottimo senso della posizione. Imola allora con un altro possesso, Busciati fa e disfa, perché il suo tentativo di pick and roll con Marco Maganza va a concludersi con una palla persa per Imola, che almeno in questa partita sta gestendo i possessi in maniera abbastanza oculata. 4 minuti al termine, con Prato sul cubo dei cambi, rimane in panca Carvel Anderson, estemporanea la tipa tentata da Marini, altro rimbalzo in attacco concesso a Roseto. Sono veramente tanti gli extra possessi concessi fino a questo momento dalla squadra ospite, ma lo sappiamo, Imola è la squadra che prende meno rimbalzi in difesa. Purtroppo Preti ha commesso 2 errori pesanti, perché il primo rimbalzo offensivo l'ha concesso in un momento di inerzia imolese e tirare giù quel pallone poteva essere importante. Stessa situazione adesso, dopo un errore evitabile da parte di Roseto, il rimbalzo del suo se l'ha lasciato portare via e adesso è arrivato il cambio. Tra l'altro abbiamo visto Ticchi motivare molto Maganza prima del cambio precedente, 2 urlacci, l'ha preso per il collo e in panchina con Perry qua dentro di noi che rideva gustandosi la situazione, però è servito perché poi Maganza subito ha fatto un gran canestro in attacco. Altro errore di Busciati, Imola che ci prova con molte incursioni e anche, mi sento di dire, buoni tiri, anche se un po' estemporanei e non frutto del gioco di squadra, però il problema è che questa sera proprio il pallone non entra, a differenza di quanto successo domenica scorsa. Qui gran palla da Jackson per Pitts, che viene tamponato dal fallo di Maganza, avrà 2 tiri liberi Demir Pitts, anzi no, il fallo è di Patrizio Prato. Marini fuori, dentro di nuovo Roseto, fuori Busciati per Imola, rientra in campo Carvel Anderson, giocatore da cui ci si aspetta ben di più dei 2 punti segnati fino a questo momento, e immaginiamo che il cambio di Ticchi sia stato punitivo per spronare il numero 15 imolese, il nativo del Michigan. Pitts continua dalla linea, è l'8º libero scoccato dal Colored statunitense. 24 pari, punteggio basso con le 2 squadre che continuano ad andare a braccetto. 3 minuti al termine del primo tempo, dunque 3 minuti all'intervallo lungo. Non riceve Anderson, ecco in questo momento gli cede il pallone Maganza, lo slalom di Anderson che poi perde il tiro, forse fallo su di lui. Chi lo subisce certamente è Marco Maganza. Il fallo da parte di Innocenzo Ferraro, terzo fallo da parte del rosettano, l'ala 100 di 190 cm, uno dei giocatori più esperti dell'Industriale Sud, è il giocatore con la data di nascita più antica, mettiamola così, essendo un 82, va fuori Innocenzo Ferraro per i 3 falli commessi e arriva il time out richiesto da Imola a 2 minuti e 50 sul punteggio di 24 pari. Riccardo. Partita finora credo bruttina, il punteggio e l'equilibrio è il giusto risultato di quanto si è visto in campo. Il fatto che anche la sosta, il riposo insomma dato da Ticchi Anderson non sembra aver avuto un gran beneficio. L'americano di Imola è partito subito con un'azione abbastanza forzata, Anderson che è fermo a 2 punti, ed se è un merito, come hai detto prima te, che Imola abbia trovato il canestro con tanti giocatori non americani, però è anche vero che in questo campionato non si può continuare a fare i miracoli con un americano solo e soprattutto l'altro che fatica in attacco. Il conto globale dice, mi sembra, Pitts 8 e Jackson 5, 13 punti a 2 dagli USA. La differenza adesso sta un po' lì, quindi è arrivato il momento di Anderson. Penso che nei prossimi 2 minuti e 50 l'americano di Imola debba cominciare a produrre qualcosa per aiutare la sua squadra. Rientrano in campo le 2 squadre, Imola con De Nicolao, Anderson, Hassan, Maganza
e Prato, Rosete con Marini, Gianelizze, Jackson, Pitts e Yankiel Moreno. Ecco De Nicolao, il pallone servito per Prato, buona conclusione da parte di Patricio, vale 2 però, 8 giocatori a segno per Imola e Pitts sbaglia dall'altra parte. Bene per i colori biancorossi, eccolo Anderson, tripla aperta, non va, ancora Maganza, quarto, quinta carambola in attacco, fuori per Hassan, ancora l'errore, ancora Anderson, terzo possesso per Imola, dopo 2 triple fallite, riceve Maganza, proviamoci anche da sotto, Marco va dentro semigancio, eccolo qua, il quarto di Maganza. Imola deve semplicemente trovare la fiducia non solo da fuori ma anche da sotto, perché effettivamente è vero che Roseto ne cattura tanti di rimbalzi d'attacco, ma anche Imola sta dicendo la sua sotto le planche avversarie. Dall'altro è vero che Roseto è la squadra che ne cattura di più in campionato, ma Imola è quarta, dunque sono 2 squadre che hanno questa predisposizione offensiva. Tiraccio da parte di Gianelizze che ha sbagliato tutto in questa partita. Imola 4 di vantaggio, è il massimo dell'incontro. Ci prova Prato, mano mancina, il fallo di Gianelizze. Giocatore formatosi in Italia, l'abbiamo detto, prima a Rimini e poi a Casal Pusterlengo, giocatore che ha vinto il campionato italiano Under 19 con Casal Pusterlengo, squadra con cui ha giocato nell'Under 19 l'anno scorso, giocatore della scuderia di Luciano Capicchioni al pari di Moreno e Silver Bryan. Quest'anno viaggia a quasi 9 punti a partita, una vera e propria sorpresa, anche perché tiene il campo 30 minuti. È giocatore migliorato tantissimo proprio a Rimini quest'estate nel camp estivo con coach Galli e con lo stesso Capicchioni. L'anno scorso aveva il doppio tesseramento, abbiamo detto, nell'Under 19, poi giocava in DNB all'Urania Milano. 15 minuti in campo a partita con 5 punti e 5,2 rimbalzi. Questo è Giga Gianelizze, giocatore che ha un po' il tassello negativo, l'anello debole per Roseto fino a questo momento. Abbiamo detto che Roseto è la squadra penultima in classifica, al momento è ultima pari merito con Piacenza, perché la squadra emiliana ha vinto l'anticipo del sabato sera e di conseguenza Roseto attualmente, nonostante abbia il miglior marcatore del campionato e abbia un quintetto base non disprezzabile, al momento i risultati non sono dalla parte di coach Tony Trullo. 28-24 a 95 secondi dalla fine, e nel frattempo gli arbitri catechizzano Ticchi e precedentemente Hassan, semplicemente per il fatto che il giocatore italo-egiziano accentua i contatti subiti dagli avversari. 2 tiri liberi per Patricio Prato, veramente curiosa la distribuzione dei punti molesi, 5 di Bartolucci, 5 di Hassan, 4 a testa per Busciati, De Nicolao e Maganza, 3 per Prato, 2 per Anderson e per Preti. Dunque nessun giocatore sopra i 5 punti, con Imola che con questo libero arriva a quota 30-24 più 6, massimo vantaggio Imola. In un punteggio così basso 6 punti sono importanti. Qui provano lo spettacolo Moreno e Gianelizze, non propriamente il momento adatto, si scatena la transizione di Imola con Busciati che però sbaglia ancora. Rimbalzo comodo di Pierpaolo Marini. 1 minuto e 11, autostrada per Marini, l'assist per Gianelizze che questo proprio non può sbagliarlo. Primi 2 per Giga Gianelizze, 30-26, 1 minuto alla fine, torna a -4 l'Industriale Sud. Marini marca Patricio Prato, Pitts è su Busciati, Hassan è marcato da Marini, si va sotto da Maganza che si mangia ancora un canestro. Incredibile come Maganza, che è il quinto giocatore per percentuali del tiro da 2 punti al 62%, stia sbagliando veramente tante conclusioni questa sera. Fallisce l'anticipo lo stesso Maganza, Gianelizze rifiuta la percussione, va a servire l'ottima tripla aperta per Joshua Jackson, l'errore da parte del giocatore con il passaporto maltese, è l'ultimo attacco per Imola. Allora tutti fermi, deciderà Calvin Anderson
discrepanza di 2 secondi fra i due cronometri. Partirà ora Carvel Anderson, beneficia del blocco di Norman Hassan, non c'è spazio però per il numero 15 di Imola, stante l'ottima marcatura di Moreno, prova la tripla Carvel Anderson, si accende l'oltre al rimbalzo, ancora un rimbalzo conquistato da Imola, fallo all'ultimo secondo. Due liberi a tempo scaduto per Carvel Anderson. Così Imola a tempo scaduto avrà la palla per poter andare anche a +6. Riccardo, commento su questo primo tempo. Commento dipenderà anche da questi liberi. Imola aveva preso 6 punti di vantaggio che potevano essere tanti in una partita così basso punteggio, però ha commesso poi 2 errori sul possesso di Busciati, +6 palle in mano. Busciati ha affrontato un tiro che onestamente in quella situazione lì non ci stava. Comunque credo alla fine, per come sono andate le cose, che chiudere sul +5 sia anche un buon compromesso. Vediamo cosa succederà nella ripresa. Imola ha un vantaggio tecnico ed energia che mi sembra abbastanza confortante, però non può non esimersi da prendere la partita in mano. Ci sentiamo fra poco, fra pochissimo, per il secondo tempo di Imola-Roseto. In campo per il secondo tempo di Andrea Costa Imola Industriale Sud Roseto. Si riparte dalla 31-26 dei primi 20 minuti. Una gara che le due squadre hanno vissuto a stretto contatto. Basti pensare che il massimo vantaggio della squadra ospite è stato di 4 punti, il massimo vantaggio di Imola è stato di 6 sul 30-24 e si è arrivati poi fondamentalmente a stretto punteggio alla fine dei primi 20 minuti. Imola ha tirato complessivamente con 10 su 37, il che equivale a dire un 26-27%, tirando male da 3, 1 su 10 secondo le statistiche ufficiali e 9 su 27 da 2. È buono il computo dei rimbalzi. Imola è stata capace di catturare la bellezza di 28 rimbalzi, di cui 13 in attacco. Mattatore è stato Maganza che ne ha già catturati 10 in 12 minuti di gioco. Insomma, Imola si sta difendendo soprattutto su questo, perché poi Roseto di rimbalzi ne ha presi 8 in meno, 28-20. Punteggi distribuiti l'abbiamo già detto. È ovvio che ci aspettiamo che il secondo tempo sia di una ben altra fattura e caratura tecnica, perché quello che si è visto fin qui è veramente un livello scarsino. Qui grande stoppata nel frattempo di Pitts sull'appoggio morbido di Nicolao. Il quintetto di Imola è quello classico, è lo starting five ad inizio partita, con De Nicolao, Prato, Bartolucci, Anderson e Maganza. Gli ospiti sono con i 2 americani, anche se uno è naturalizzato, cioè Jackson, che è il passaportato maltese, assieme a Pitts. Si rivede il giovane Pietro De Dominicis, assieme a lui anche il Moreno, e con il numero 14 Giga Gianelidze. Roseto con la palla del possibile -2, ma già sprecata con un passaggio clamoroso. Qui c'è un fallo tecnico. Vediamo un po'. Fallo a Jackson. Si è molto arrabbiato con gli arbitri per un fallo sul contatto precedente. Di fatto questo fallo tecnico regala 2 tiri liberi a Patrizio Prato. Dunque un regalo da parte del giocatore con la maglia numero 22, con Imola che avrà non solo il possesso ma avrà anche 2 tiri liberi. Anzi, in realtà è solo uno, perché il tecnico prevede solo un tiro libero se dato a un giocatore, e dunque alla fine Imola avrà solamente la rimessa a metà campo. Tecnico ininfluente dunque per Joshua Jackson. Attacca Imola con De Nicolao, arresta il palleggio, serve Bartolucci, se la gioca contro De Dominicis, può far valere il vantaggio dei chili, ma ne esce un tiraccio. Siamo un po' ripartiti con le stesse percentuali del primo tempo, con le squadre che fanno una fatica tremenda ad andare al tiro.
Ringhe del Nicolau su Pitz, si apre il tiro libero per Gianelidze, altro errore, il rimbalzo è catturato da Prato che riceve un colpo e allora si arresta il gioco. Imola, lo ricordiamo, dopo questa partita, che è la seconda interna consecutiva, è attesa da 2 trasferte consecutive, entrambe in riva all'Adriatico, prima a Porto Recanati e poi a Chieti in rapida successione. Maganza in punta, passaggio consegnato per Patrizio Prato che elude la marcatura di Yankiel Moreno, poi si avventura nel traffico, riesce in qualche modo a trovare un fallo, a farne le spese è De Dominicis, giocatore uscito dal vivaio l'anno scorso, era nell'Under 19 di Roseto, giocatore classe 1995. L'intera squadra rosetana è molto giovane, basti pensare che solo Ferraro, Pitz e l'altro americano Jackson sono nativi di annate prima del 90. Vediamo se Prato fa doppietta. Sì, 2 su 2 per Prato, con Imola che sta tirando leggermente meglio dalla lunetta. Erano 10 su 14 alla fine del primo tempo, ora siamo arrivati a 13 su 18. Pitz riceve e spara da 3, lungo il pallone del furetto americano che ha segnato 8 punti ma 6 dei quali dalla lunetta nel primo tempo. Imola è avanti di 7, 33-26, vediamo se arriva lo strappettino giusto. Anderson, gli viene sporcato il pallone e poi lo perde. Riccardo, anche la prova di Anderson è da rivedere, appena 3 punti per lui con poche conclusioni e poche responsabilità. No, questi primi 2 minuti e 10 dopo la pausa rischiano di pesare molto secondo me sull'economia della partita, perché Imola non è riuscita a capitalizzare assolutamente l'avvio bruttino di Roseto e doveva costruire un vantaggio più consistente, non l'ha fatto e secondo me presto sarà punita. Gianelidze continua la sua serata di gran lunga negativa con un'altra palla persa, fondamentalmente il pallone gli sfugge dalle mani. Imola però deve piazzare ora il colpo. Prato va dentro, appoggia, sbaglia ancora, tap-in di Maganza. Bravo Marco, 6 punti con 3 su 6 al tiro fino a questo momento e già doppia cifra per i rimbalzi. 35-26, Roseto non ha ancora segnato in 3 minuti, poi perde palla, va di là Prato contro Moreno, appoggia Patrizio. 8 punti, pareggia Pitz come miglior marcatore dell'incontro, che ancora non ha un realizzatore in doppia cifra. 37-26, 11 di vantaggio Imola, con Maganza che quasi senza saltare stoppa De Dominicis. Trullo è costretto a correre ai ripari, fuori Gianelidze. C'è un triplo cambio, fuori anche Moreno. Rivoluzione al quintetto, coach Tony Trullo a 6,50 con Roseto ancora a secco in questo quarto. Prova a pensarci Pitz, sbaglia, gran lancio Anderson a servire la percussione di Prato, grande assist Maganza. Che azione Imola! Che azione Imola! Apre Anderson, rifinisce Prato, concretizza e completa Marco Maganza e Imola in un amen pian piano si porta al più 13, 39-26, viaggiando con un parziale aperto dal 24 pari di 15-2. 15-2 il parziale costruito da Imola negli ultimi 9 minuti di gioco, perché eravamo 24 pari 9 minuti fa, e a 6,39 Imola ora può giocare gli ultimi 16 minuti con un malcelato ottimismo. Parziale totale di 15-2 o, se preferite, di 24-7. Insomma, Riccardo, Imola ha messo 13 punti fra 6 avversari
senza quasi che ce ne rendessimo conto, perché non è stata una striscia aperta in poco tempo, ma è un break costruito nei minuti. Roseto è uscita molto male dagli spogliatoi, si è presa tiri poco convinti, forzati. Imola secondo me ha lavorato bene in difesa, ma non ha fatto cose eccezionali, ha sprecato 3 possessi per andare subito a un vantaggio in doppia cifra, poi a furia di insistere il break è arrivato e a questo punto secondo me conteranno molto i prossimi 3-4 minuti. Se i prossimi 3-4 minuti Imola mette energia dietro e serve Henderson, voglio dire, Henderson prima o poi si deve svegliare, altrimenti questa è una partita per lui molto negativa, e sono convinto che, come è successo tutte le altre volte, prima o poi si accenderà. Ecco, se si riesce a far accendere adesso Henderson e magari costruire un vantaggio solido, allora la partita può svoltare definitivamente. Pallone sotto per Pierpaolo Marini, che racimola al fallo, molto arrabbiato Ticchi, molto arrabbiato nei confronti di De Nicolao, non gliele manda certamente a dire, arrabbiatissimo Giampiero con il suo playmaker titolare. Poi una pacca sulla nuca molto paterna da parte di Giampiero Ticchi. Marini accorcia dalla lunetta il giocatore con la maglia numero 13 di Roseto, che però fa solamente 1 su 2. 39-27, punteggio che rimane basso, ma Imola ha provato a fare un break. Ecco De Nicolao, si mette a zona la squadra ospite, Prato per la tripla, ancora un errore. Imola sta facendo una partita di testa, pur tirando con 1 su 12 da 3, una percentuale che è clamorosamente negativa se pensiamo che Imola è la squadra che tira meglio dall'arco. De Dominicis da 2 perché pesta con il piede sinistro l'arco. Poi nella lotta a rimbalzo arriva il fallo da parte di Jackson, se non ho visto male. Esattamente. È il secondo fallo di Daryl Joshua Jackson, giocatore visto anche a Brindisi l'anno scorso come cambio del play in A1, giocatore arrivato a Roseto appunto per rimpiazzare Asher dopo la sconfitta con Piacenza. Insomma, non essendoci altri visti a disposizione, perché il campionato ne prevede assolutamente e solo 2, e avendoli già sprecate la squadra rosetana, è stato obbligatorio tesserare un comunitario e si è pensato a questo atleta che fino a questo momento non ha fatto male, ma in questa partita è molto negativa. Solo 5 punti per Joshua Jackson e sono solamente 13 punti da parte della coppia Jackson-Pitts, troppo pochi per Roseto per sperare di fare bottino pieno qui al Palaruggi. Si va da Marini, l'unico che sembra avere idee per Roseto, e sbaglia però Marini, rimbalzo Maganza, il fallo speso dallo stesso Marini. Insomma, Riccardo Roseto sembra proprio senza idee. Sì, è iniziato molto male, ripetiamo, fra l'altro in una partita in cui comunque ci aveva messo energia, però Imola non si deve accontentare di questo vantaggio, non si deve accontentare dei problemi di Roseto. Cambio per Ticchi che mette giù Anderson, giustamente, perché anche l'ultimo tiro era una delle sue conclusioni e l'ha sbagliata. Adesso vediamo se Hassan e Busciati riescono a dare l'ulteriore scossa a Imola, che comunque ha fatto qualcosina di più in attacco e ha 12 punti di vantaggio. E nel frattempo scorrono i minuti, siamo entrati nella seconda parte del terzo quarto, scambiano Maganza e Busciati un paio di volte, poi un'azione molto confusa questa di Imola, 1 secondo per il tiro, palla persa. Azione caotica che più di così non si potrebbe. Perde palla Imola con Ticchi che non sa a che santi votarsi. Molto perplesso il coach di Gradara. Roseto ancora di là, Pitts prova a inventare il fallo di De Nicolao, che nel tentativo di prendergli la palla va a toccargli il braccio. Partita anche molto fallosa e molto spezzettata, che certamente non aiuta il ritmo e non aiuta la spettacolarizzazione di una gara veramente molto brutta, se pensiamo invece al pathos di 7 giorni fa contro Reggio Calabria. Ma poi alla fine quello che conta è il risultato. Imola ha la possibilità
di fare ancora una gara interna vittoriosa e portarsi a 5 su 5 al Pallaruggi, ma aspettiamo. 4:29, c'è ancora tantissimo tempo e Roseto ha i giocatori che possono riuscire a invertire la gara in qualunque momento. Uno di questi è proprio Pitts, che riceve, poi serve in angolo per l'uscita dai blocchi di Yankiel Moreno. Il tiro è cortissimo, ma si riparte ancora da Pitts fuori dall'arco, prende il pitturato e alla fine, sulla mezza stoppata di Hassan, l'ultimo a toccare è proprio l'italo-egiziano di Imola. E allora Pitts per la rimessa con 9 secondi sul cronometro. Servito fuori Innocenzo Ferraro, che va dentro. Ancora un fallo di Hassan, che spinge. Altra rimessa per Roseto, sempre con 14 secondi. Riceve Jackson, su di lui c'è Prato, gli prende il primo passo, arrivano gli aiuti. Ottima la difesa di Imola, il recupero con De Nicolao bravo a mantenere il pallone in campo, poi De Nicolao prova ad accelerare, alla fine Busciati che prende l'area. Il fallo su Franco Busciati. 2 tiri liberi per lui, perché Roseto è già in bonus. Roseto che tra l'altro sta giocando con appena 7 pedine. In panchina ci sono tanti giovani, c'è Antonini che è un 97, c'è Ipedico che è un 97, c'è Timperi che è un 96. È ovvio che si fanno sentire le assenze di Brian e di Carenza. 1 su 2 per Busciati. Imola arriva a quota 40 dopo 27 minuti. Contro Reggio Calabria 40 si era toccato a metà del secondo quarto. Più 13 per l'Andrea Costa. Ma Roseto non sta facendo nulla in attacco, ha segnato un punto in 6 minuti e mezzo del terzo quarto. Riceve Gianelizze, riapre per Ferraro e si arrisca a tentare la tripla da parte di Innocenzo Ferraro. Tornano a cantare i tifosi di Roseto. È da due il tiro di Ferraro. Nel frattempo Roseto si dispone per una zona 3-2, approfittando anche del fatto che Imola da 3 non ci sta prendendo stasera, ed è ovvio che proprio una conclusione pesante potrebbe essere la medicina contro questa zona a fronte dispari. Prova ad attaccarla Busciati, fuori per Hassan, non bisogna accelerare, gira bene Imola, si va da Maganza, buon tiro per Marco Maganza. E alla fine insomma l'attacco alla zona può essere espletato anche in questo modo se Imola decide di avere un po' più di fiducia nei suoi lunghi, come effettivamente era al piano partita dei Ticchi. Moreno arresta il pallone, fa una sportellata, Hassan e Gianelizze. Moreno allora va da 3, un tiro che non ha un gran senso. Altro fallo di Hassan, che questa sera si è fatto notare per la prima e unica tripla di Imola e anche per un certo numero di falli. È arrivato a 3 Norman. Due liberi per Giga Gianelizze. Fermo a quota 2, sbaglia la sua conclusione. C'è tanta Rimini in campo, c'è lui che si è formato in Italia proprio a Rimini, ci sono gli ex riminesi Hassan e Yankiel Moreno, c'è Ticchi che Rimini l'ha allenata qualche stagione fa, insomma. 42-30, Gianelizze 2 su 2 dalla lunetta, anzi 1 su 2 dalla lunetta. Busciati rifiuta la tripla, altra percussione, rischia di perderla, si va da Prato, rifiuta la tripla, poi se la prende. Prato, il tiro finisce corto. Viene da dire, Riccardo, è una partita brutta anche perché molto spezzettata da falli continui. Sì, il problema è che non ci sono giocatori che trovano il ritmo su entrambi i fronti. Ad esempio Busciati ha giocato 2 o 3 minuti veramente inquietanti.
soprattutto per le scelte che ha fatto davanti, ha fatto girare poco la palla, secondo me ha mandato un po' fuori ritmo i compagni. Adesso rientra Henderson nel tentativo di dare un po' di sostanza all'attacco imolese e Roseto sta rimanendo vivo con i liberi. Un altro realizzato dalla squadra ospite, questo può essere molto molto pericoloso. Ripeto, visto l'ingresso in campo di Roseto nel terzo quarto, ora il vantaggio di Imola deve essere ben più largo. Ferraro con i suoi 9 punti è il miglior marcatore per la squadra rosetana ed è soprattutto l'autore degli ultimi 4 punti con quel tiro dai 6,50 metri perché pestava la riga e 2 tiri liberi. Imola deve andare sotto da Maganza che fa sportellate proprio contro Ferraro, fallo in attacco di Marco Maganza. Quarto per lui ed è un problema per Imola perché le fortune sotto le planche dell'Andrea Costa sono nate proprio grazie al friulano e allora fuori evidentemente se lo vuole risparmiare per l'ultimo quarto Ticchi, dentro Bartolucci. Si dispera Maganza in panchina perché insomma ha commesso un fallo abbastanza ingenuo. 2 minuti alla fine del terzo quarto, 42-32. Roseto non è definitivamente morta. Prova l'anticipo Prato, non gli riesce. Pallone per Gianelizze che tira il piazzato dai 4 metri. Gianelizze arriva a 5, 1,50. Prova a rientrare Roseto che con la zona sta facendo buone cose. Busciati, serve Hassan in punta, buon tiro per Norman Hassan, ancora un errore. Imola da 3 questa sera è un pianto e Roseto ha tanto ottimismo, va dall'altra parte con Pitts, sbaglia, a rimorchio il tappin volante è di Gianelizze che corre tanto e realizza il 7° punto, poi però si fa male. E dal 42-29 Roseto risale con un parziale di 7-0 aperto a 90 secondi. Imola deve dare la scossa, ancora zona ovviamente per la squadra di coach Trullo perché Imola non è riuscita a batterla se non nella prima azione. Riceve Anderson, si va da Bartolucci contro De Dominicis, abbiamo visto tante volte questo scontro e Bartolucci non l'ha mai vinto. Fallo con Prato che ha tentato di rimanere fermo ma in realtà si stava muovendo e ha precluso l'accedere di Pitts. Imola si carica di falli, 2 tiri liberi per Pitts. Cosa sta succedendo, Riccardo? Succede quello che è inevitabile che succeda tra squadre che comunque non sono distanti anni luce. Imola ha aspettato troppo Roseto, doveva capitalizzare quei 7 minuti di assoluta abulia della squadra rosetana e non c'è riuscita perché è inutile. Oggi Imola in attacco ha fatto tanta fatica, nessun giocatore che ha trovato un po' di continuità, qualche fiammata di Prato, qualche fiammata di De Nicolao, qualcosa da Maganza. E adesso la partita insomma è un po' in salita, c'è il quarto fallo di Maganza e non vedo dei giocatori in grado di accendere veramente la miccia per Imola. Potrebbe essere Busciati per quanto in questo momento sia completamente fuori dalla gara. Bisogna anche capire l'infortunio di Annelise, abbiamo visto il giocatore rosetano chiedere il cambio e toccarsi il muscolo, il quadricipite, forse un stiramento. È chiaro che se non dovesse più rientrare questo può essere un ulteriore vantaggio per Imola. Tony Trullo, coach, direttore sportivo, supervisore delle giovanili di Roseto, per lui è un ritorno in terra abruzzese, ha cominciato proprio a Roseto nel 1989, poi Roma, Campli, Montegranaro, Scafati, Capodorlando, Ferrara, Rimini, Trapani, Latina, Brindisi, Novara, Potenza e Pescara. Per lui palmarès con la promozione in Lega 2 e la vittoria della Coppa Italia proprio a Roseto nel 97-98. Altre 2 promozioni in Lega 2 con Ferrara e con Trapani e una in DNA con Capodorlando. L'assistente con la Messaggero Roma ha vinto anche una Coppa Corac. Questa è la carriera di coach Tony Trullo.
Pitz arriva in doppia cifra, 42-38, 9-0 il parziale aperto per la Industriale Sud Roseto. Imola deve ritrovare la via del canestro smarrita da qualcosa in più che una coppia di minuti. 9 secondi per il tiro statico, l'attacco dei biancorossi. Ci prova Prato, tira da 7 metri Prato, l'errore, rimbalzo conquistato da Carvel Anderson. Si va fuori da Bartolucci, altra tripla per Imola. Andrea Bartolucci segna da 3. Imola 2 conclusioni felici dall'arco con Hassan e Bartolucci, dunque sono mancate le conclusioni dei soliti fino a questo momento. Pitz va dentro, appoggia, sbaglia Pitz, un errore clamoroso data la caratura del giocatore. Busciati si avventura, fuori per Prato che va dentro, brutto passaggio di Prato che accende il contropiede. Pitz appoggia, mano mancina. Continuità è quello che manca a Imola, che aveva l'ultima azione dell'incontro e invece ha permesso a Roseto di segnarne altri 2 secondi alla fine. Busciati lancia la preghiera, Franco Busciati all'ultimo secondo riceve e tira, prendendo anche la botta sul volto da parte di un avversario. Cosa ha trovato Busciati di pura invenzione? Sì, questo è stato un canestro veramente da giocoliere, ha preso anche una gran botta in faccia, però è vero che Imola oggi non ha la forza mentale, secondo me a questo punto dell'analisi probabilmente è la forza mentale per giocare 4-5 minuti alla sua maniera. Il rimbalzo precedente col possesso è stato gestito male perché Busciati ha accelerato quando mancavano 25-26 secondi e probabilmente bisognava prendersi solo un tiro. Poi alla fine destino vuole che sia stata fatta pari e patta, però la partita è in bilico. 7 punti di vantaggio sono un buon capitale da sfruttare e bisogna anche contro la zona girare un po' più il pallone e avere un po' più di coraggio. Mi sembra che la zona abbia bloccato mentalmente Imola. 10 punti per Marco Maganza che ha però 4 falli, 8 per Prato e Bartolucci, autore quest'ultimo di una tripla molto importante, 7 per Busciati, 5 di Hassan, 4 De Nicolao, 3 per Anderson, appena 3 per Carver Anderson e 2 per Jacopo Preti che ha tenuto il campo per un paio di minuti nel secondo quarto. Dall'altra parte Pitz è arrivato a 12, 9 di Innocenzo Ferraro, 7 per Giga Giannelizze, 4 per Marini, 5 per Joshua Jackson e 3 per l'ex di turno, l'unico ex di turno di questa partita al secolo, Yankiel Moreno. Io ricordo anche che da un paio di partite è possibile ascoltare in diretta le radiocronache delle partite di Imola in casa e quasi tutte quelle in trasferte grazie alla web radio da cui è possibile accedere tramite il sito www.progettoimolabasket.it e accedere appunto al player tramite la homepage della web radio. Tra l'altro è possibile farlo anche tramite i vari dispositivi smartphone, iPhone, tablet e iPad. Si ricomincia con il quarto decisivo. Imola è con Prato, Anderson, Bartolucci, Hassan e Busciati. La tripla di Prato, eccola qua, l'Imola che conosciamo. L'Imola che da 3 punti non perdona. Terza tripla dell'incontro. Imola ristabilisce le distanze 50-40. 10 punti fra sé e gli avversari. D'altra parte, insomma, lo abbiamo anche detto in corso della nostra telecronaca, le conclusioni di Imola non erano brutte conclusioni, ma semplicemente nei primi 2 quarti non erano entrate. Non che le cose siano migliorate molto nel terzo, però certamente c'è stato qualcosina in più da parte dell'attacco imolese. De Dominicis con la conclusione sporcata da parte della difesa avversaria, recupera però il rimbalzo della squadra ospite con questo Innocenzo Ferraro che è arrivato in doppia cifra.
50-42, prova San a trovare Gloria, poteva andare alla rovesciata, non lo fa, va invece fuori da Anderson, lungo rimbalzo però preso da Imola, anche se Busciati pesta la linea di fondo. Fuori De Dominici, si rientra in campo Pierpaolo Marini. È buona la prova di questo Innocenzo Ferraro, giocatore che tra l'altro nella scorsa estate, proprio nei playoff con Ariete in DNB, aveva rimediato un infortunio che non aveva permesso di disputare le finali. Ha disputato una preparazione differenziata in inizio stagione proprio perché questo giocatore, che tra l'altro vanta 2 vittorie nei campionati Silver e B negli ultimi 3 anni, è voluto a tutti i costi ritornare a Roseto e ripagare la fiducia di una società che appunto l'ha acquistato fondamentalmente a scatola chiusa, cioè fidandosi di quelle che erano condizioni fisiche non eccelse quest'estate per Ferraro, che ha dovuto sottoporsi a una riabilitazione per recuperare la forma fisica. Attenzione alla tripla di Pierpaolo Marini che va a segno, 7 per Marini, torna a -5 Roseto, a 8,25. Insomma, Riccardo, sarà veramente gara vera fino alla fine anche questa sera, presumibilmente. Sì, per certi versi ricorda anche un po' la partita di Reggio Calabria, con situazioni di vantaggio mal sfruttate di Imola. Adesso ci prova Prato e realizza un altro canestro importantissimo. Ora il cambio l'ha dato probabilmente in difesa, paradossalmente può sembrare una sciocchezza dirlo con solo 45 punti subiti, però Imola non ha ancora proprio messo tutta l'intensità di cui è capace e i prossimi 3 minuti saranno decisivi in questo senso qui. Moreno, la tripla è un cross, controlla Anderson che poi serve il pallone nelle mani di Busciati. Imola 7 di vantaggio, Busciati prova a accelerare. Questa sera Busciati si butta dentro così appena ha la palla, senza troppo criterio, poi riapre il gioco con tentativi di velocizzare un po' la trama offensiva, ma spesso gli va male, o meglio questa sera non è stato il Franco Busciati che abbiamo ammirato in altre circostanze, però viene quasi da dire fino a questo momento è un Imola che sta approfittando del fatto anche che Roseto sta giocando con 7 giocatori fondamente nelle rotazioni, perché tali sono quelli a disposizione di coach Trullo, che deve fare a meno, lo ricordiamo ancora una volta, di Silver Bryan, il giocatore nativo della Dominica, e anche Giovanni Carenza. Tra l'altro Silver Bryan è un giocatore che abbiamo apprezzato tante volte in Lega 2, perché ha vestito le maglie di tantissime squadre, un giocatore che abbiamo visto a Brindisi, abbiamo visto a Ferrara, abbiamo visto a Pesaro, abbiamo visto a Venezia, ha giocato a Napoli l'anno scorso in Gold, giocatore con 2 passaporti, quello francese, essendo nato in un'isola che è stata territorio francese come la Dominica, piccola isola caraibica, e anche il passaporto italiano per matrimonio, ed è per la prima volta nella sua lunga carriera italiana sceso in Silver, in quella Roseto che lo ospitò 6 stagioni fa, nel 2008-2009, in sostituzione a gettone per un mese dell'infortunato Jaime Lloreda, un altro centroamericano perché era un panamense. Dopo il time out, 52-45, 7:41 all'ultimo suono della sirena. È il momento in cui Imola può dare lo strappo decisivo, ma lo stiamo ripetendo da molto tempo a questa parte. Ferma il palleggio Anderson, va Busciati, si gira e tira Busciati all'ultimo secondo utile per l'azione. Conquista il rimbalzo Giga Giannelizze. Roseto è già dall'altra parte con la verve di Yankiel Moreno, la tripla di Innocenzo Ferraro che ha la mano per fare male. Roseto torna a -4, 52-48. Il giocatore che non ti aspetti, Riccardo, questo Innocenzo Ferraro, che è il giocatore più esperto di Roseto, ma non si pensava che fosse il miglior marcatore dell'incontro fino a questo momento. È un giocatore con molto cuore, mi sembra che sia dentro la partita mentalmente dall'inizio. Intanto canestro di Prato, lo ripeto, ci vuole continuità. Adesso arriva il momento di Maganza, che forse potrebbe cementare un po' la difesa, vista la giornata onestamente non eccezionale di Bartolucci, ma
il problema sta sempre, secondo me, in Carvel Anderson. 3 punti, 1 su 8 dal campo, mancano 33 minuti, qualcosa deve fare. Cioè, sarò ripetitivo, però a questo livello regalare 2 americani diventa un lusso davvero esagerato. 5-4, 4-8 con Prato sugli scudi, 6 punti di Imola, gli ultimi 6 sono suoi. Ci prova ancora Giannelizze, che questo tiro ce l'ha, ma non questa sera. Imola respira, 6-31, andremo sempre col cronometro in queste fasi finali della partita. Ecco Busciati fuori per Hassan, ma l'azione è ferma per un fallo speso in campo da Damier Pitz. Terzo fallo, è rientrato Maganza, giocatore gravato di 4 penalità, giocatore che ha conquistato almeno 13-14 rimbalzi questa sera, perché erano già 10 alla fine del primo tempo. Rimette Busciati, scambia con Hassan, fuori dall'arco, mantiene vivo il palleggio Franco Busciati, che poi si butta dentro, si aiuta con la mano sinistra, sbaglia 2 volte. Poi attenzione, perché c'è un fallo e purtroppo è di Marco Maganza. Quinto fallo per il giocatore friulano. Difficile definire la sua prova positiva leggendo le cifre, però qualche fallo in attacco commesso in maniera assolutamente banale. Questa è stata una signora leggerezza. Poi ci può stare che nella concentrazione dell'azione il giocatore vada a cercare il pallone prima di tutto, però è un quinto fallo che pesa tanto. Adesso la partita è ancora più aperta di quanto non dica il punteggio. Per fortuna Pitz non è in serata, ha segnato appena 2 canestri dal campo. Incredibile per Damier Pitz, alla prima prova negativa della stagione dopo 8 giornate perfette praticamente, però insomma aspettiamo, mancano ancora 6 minuti, aspettiamo a dirlo. Prato prova a creare, Patrizio Prato, che ha segnato 4 canestri di fatto consecutivi di pura classe, 17 per Prato. Servito Moreno, che rifiuta la tripla a 5-20. Giannelizze, ancora Moreno, scambio con Bartolucci, proverà ad attaccarlo, anzi no, Moreno si va da Ferraro, l'uomo più in palla per Roseto. Questa volta però Innocenzo Ferraro sbaglia, gran rimbalzo conquistato nel traffico da Carvel Anderson. 5 alla fine, Imola li affronta con un vantaggio di 8 punti, 56-48. Ecco Hassan, prende la tripla, Hassan, pallone che gira sul ferro ed esce, rimbalzo di Innocenzo Ferraro. Già per Pitz, che apre per Marini. Moreno per Giannelizze, fuori sempre dall'arco dei 7,85. Ferraro prende e riceve, un po' pretenziosa la sua conclusione. Anderson conquista il rimbalzo, Moreno la tocca fuori. È difficile per Roseto e per coach Trullo segnatamente riuscire ad avere un quintetto che possa dare soddisfazioni, perché le polveri sono bagnate per tutti i giocatori rosetani e le rotazioni sono veramente limitate all'osso, quindi mi sento di dire che Roseto più di così non può riuscire a fare questa sera. Sbaglia però Busciati, non può fare perché insomma appunto le rotazioni sono limitate e Imola comunque a livello di qualità è certamente superiore, e la stessa Imola sta regalando veramente tanto finora a Roseto sotto il punto di vista delle percentuali di tiro. Anderson prende, tira da 3, sbaglia ancora, niente, non c'è niente da fare. Questa sera Imola non trova continuità da 3 punti, spende un fallo Prato per fermare la transizione di Pitz. Quarto anche di Prato, ricordiamo che Maganza è fuori per falli. Vabbè, ma domenica hai fatto il 50. 3,56 Imola, per fortuna non era un bonus, dunque buono il fallo spesso da Patrizio. Pitz fuori dall'arco, 3 minuti e 50, su di lui c'è Anderson che però se lo perde, va dentro Pitz, grande conclusione
con il fallo tra l'altro di Bartolucci che gli arbitri non segnalano per fortuna di Imola. 56-50. Attenzione, 3:30, partita ancora non in ghiaccio per l'Andrea Costa, con la squadra ospite ancora a zona. Manovra Prato, Bartolucci si fa vedere, non viene servito, si va da Prato, la perde Prato, attenzione, contropiede, 1 contro 1, Pitts contro Anderson, segna ancora Pitts. 16 per lui, 56-52, Imola è senza Maganza e come dicevamo nella scorsa partita l'inerzia ora è di Roseto a 3 minuti dalla fine. Il problema è che contro la zona Imola sembra decisamente paralizzata, sta giocando costantemente ai 24 secondi, che è una situazione completamente anomala per la squadra biancorossa. Poi può contare la stanchezza, ripetiamo, tante partite senza Perry, che è un giocatore fondamentale, possono intaccare il serbatoio, non c'è intensità nella circolazione offensiva e così o nasce una invenzione di Prato, perché finora ha segnato solo lui in quest'ultimo quarto, oppure diventa fatica anche solo portare a casa un tiro per Imola. Se in più non c'è Maganza, quindi non c'è la possibilità di dare palla sotto e di avere un po' di serenità al rimbalzo, questa partita credo che si vincerà solo con una fiammata o con un episodio, solo che dura tutte le volte poi affidarsi a queste. Vediamo se Anderson, che stiamo aspettando dall'inizio, prima o poi arriverà oppure no. Cantano le due tifoserie, quella imolese assiepata sopra la nostra prestazione, per intenderci alla destra dei vostri teleschermi, invece non riuscite a vedere i tifosi rosettani che sono nella stessa parte in cui il nostro operatore sta riprendendo questa partita, che potrete vedere tutti i lunedì alle ore 22 sugli schermi di DTV, ma sono circa una cinquantina i tifosi giunti da Roseto, squadra con cui Imola ha intrecciato i guantoni in Serie A1 ormai più di 10 anni fa. Va per la tripla Hassan, dopo il time out Hassan sbaglia, esce un airball, 3 minuti alla fine, Roseto con 4 punti di svantaggio e tutta l'inerzia di questo mondo tra le mani. Va per la tripla Jackson, sbaglia, il pallone va a finire sul tabellone, prova la tripla, poi Pitts che sbaglia. Imola ha rischiato grosso e ha beneficiato di 2 errori da parte di Jackson e di Pitts. 2:33, Imola è in bonus, ha già esaurito il bonus, mentre Roseto no. Fallo ora sulla percussione da parte di Franco Busciati, è di Gianelizze, semplice rimessa per Imola. E dunque 14 secondi per il tiro. Busciati a fungere da playmaker, scusate, ancora zona per la squadra ospite, non riesce a batterla da 3 Imola, allora va dentro Prato che riesce a servire un buon pallone per Anderson, sbaglia Carvel, rimbalzo conquistato da Imola, rimbalzo di squadra per l'Andrea Costa. Bene così, passano i minuti, 56-52, punteggio basso, 4 avanti Imola. È un bottino che potrebbe essere importante e decisivo, palla in mano per i biancorossi. Va Prato da 8 metri, Patrizio Prato, l'uomo del match questa sera, quarta tripla Imola, 59-52, un'altra tripla fuori dagli schemi per l'Andrea Costa, così come è successo 7 giorni or sono, la tripla di Prato, mentre Jackson va a sbagliare sul fallo in difesa di Prato. Increduli tutti i giocatori e i tifosi del Palaruggi, fallo di Prato, è il quinto per l'uomo della partita. Imola è senza Prato, senza Maganza, per fortuna a 7 punti di vantaggio, ma questo sembrava sfondo, Riccardo. Onestamente non ho visto molto bene la situazione, l'arbitro è andato diretto sul fischio contro Prato, ci può anche stare, adesso manca 1 minuto e 47 e Imola deve provare a gestire questo vantaggio, però senza paura, perché ripeto, contro la zona secondo me Imola ha pagato questo, ha avuto troppa paura. Viaggio in lunetta per
Daryl Jackson, il nazionale maltese. Tra l'altro ha vinto bronzo e argento agli europei per piccoli stati proprio con la nazionale maltese, risultando anche il miglior giocatore del torneo. L'atleta che l'anno scorso era 1 come cambio del play in quel di Brindisi, giocando 14 minuti e fatturando 4 punti alla lacciata di scarpe. Jackson per il secondo assegno, Joshua Jackson a quota 7, dunque nemmeno doppia cifra per lui. Imola deve gestire 5 punti senza Prato e senza Maganza. De Nicolao ora in campo per gestire gli ultimi 100 secondi di partita. Busciati addormenta il gioco, esce e riceve Carvel Anderson. Quanto servirebbero i suoi punti e le sue assunzioni di responsabilità? Non va invece lui, si va da Busciati che tira da 3, pallone lungo, rimbalzo conquistato in tutta facilità da Giga Gianelidze. Attenzione perché Roseto è ancora vivo, 75 secondi alla fine, 1:10. Ecco Pitts, il go to guy della squadra dell'Industriale Sud, si arresta e tira, sbaglia, riconquista il rimbalzo Gianelidze, extra possesso per Roseto. Ferraro, ecco Jackson, ancora Pitts, si butta dentro, scivola Pitts, arresta il palleggio, non è in fazione di passi. Jackson per la tripla dell'angolo, lungo il tiro, conquista il rimbalzo Bartolucci, sì, Imola con il pallone fra le mani, 48 secondi alla fine, 5 punti di vantaggio, è quasi fatta per Imola, è quasi fatta, vuole il fallo Roseto e lo spende Pitts, anzi è di Marini, quinto fallo per Pierpaolo Marini. Rientra Yankiel Moreno, Imola 5 di vantaggio, viaggio di lunetta per Franco Busciati. No, non c'è il bonus. Rimessa. Non ti fa le mancano il bonus. Lo vedi, c'è la luce accesa da Imola e non Scusate, è solamente rimessa laterale per la squadra di casa e direi che sia una notizia ancora più positiva per i colori biancorossi perché passerà ancora il cronometro. 59-54, 39 secondi, Roseto farà fallo, immagino, pressing alto, anzi no, decide di non sprecare fallo. La squadra ospite a 33 secondi lo spende ora, ma è una buona scelta perché è stato commesso su Andrea Bartolucci. E non è così scontato che arrivi allora un 2-2 che potrebbe portare, anzi no, non è ancora in bonus la squadra rosetana. E allora altra rimessa, e allora sì, ora arriverà il fallo su Hassan. Gianelidze, adesso sì, 2 tiri liberi per Norman Hassan, con Imola che può mettere 3 possessi fra sé e gli avversari. Allora vediamo un po', 29 secondi, Norman Hassan in lunetta. Il nativo di Pisa, ex Rimini, va per il primo, a segno Norman Hassan. Serve questo per poter essere tranquilli, tranquillità per Imola. 61-54, 3 possessi a 29 secondi, dovrebbe accadere l'inverosimile per far sì che Imola perda questa partita. Imola che è riuscita a metterla in ghiaccio grazie alle invenzioni di Patrizio Prato, che ha segnato 12 punti in questo quarto, se non ho fatto male i conti. È arrivata a quota 20 per lui, 10 per Maganza, 7 di Busciati, 8 per Bartolucci, 7 di Hassan, 4 di Nicolao, 3 di Anderson e 2 per Jacopo Preti. Imola che dunque la vince, o meglio pare avere un piede e mezzo verso la vittoria, con appena 3 punti da parte di Carvel Anderson e senza Jesse Perry. Lo fa perché dall'altra parte Trullo ha dovuto giocare senza Brian e Carenza, 2 uomini da quintetto, con un Pitts non in spolvero. Comunque 16 punti per lui, 14 di Ferraro, 7 a testa per Marini, Gianelidze e per Jackson, appena 3 per Yankiel Moreno. Si riprenderà dopo il time out con la rimessa a centrocampo per la squadra ospite che è sotto di 7, 61-54 a 29 secondi. Riccardo, è quasi fatta.
è fatta, però adesso bisogna difendere, non concedere un canestro facile. Il pallacanestro basta poco, basta sbagliare una rimessa e i 3 possessi diventano 1, quindi vediamo cosa succede. Riceve con estrema facilità Jackson, serve il pallone nelle mani di Gianelidze che sbaglia anche questo. Il fallo fischiato ai danni di Busciati, che vorrebbe anche qualcosa in più del fallo normale, vorrebbe l'antisportivo. Si macchia della penalità Yankiel Moreno. Imola va con i tiri liberi della definitiva staffa ad opera di Franco Busciati. È una vittoria che non ha il sapore trionfante del successo contro Reggio Calabria, dove fu una partita bellissima. Questa è stata una gara bruttarella per tutta la durata dei 40 minuti, ma l'importante è che Imola conquista un'altra vittoria che era nelle aspettative della vigilia. Lo fa battendo una Roseto che dunque con questa sconfitta rimane a 4 punti e ora è ultima in graduatoria dopo 9 giornate, perché come detto Piacenza ha vinto l'anticipo e dunque appaia la squadra rosetana a 4 punti. Imola ora è attesa dalla prova del 9 con 2 prove in trasferta consecutive su campi non impossibili come Recanati e Chieti. Imola che con questa vittoria si avvicina ancora di più ai piani altissimi della classifica, ma serve una prova di maturità esterna con un successo almeno nei prossimi 2 per poter far vedere che questa squadra ha anche una dimensione esterna oltre che interna, nel senso che un successo fuori dal Pallaruggi varrebbe oro in un campionato molto equilibrato dove le vittorie interne la fanno letteralmente da padrona. Roseto non molla l'osso dopo la tripla di Ferraro, spende un fallo che però è antisportivo. 2 tiri liberi per Franco Busciati sul 63-57. Fuori Gianelidze per il quinto fallo. Imola dunque trionfa, Imola dunque celebra la quinta vittoria casalinga consecutiva di questo campionato. Fa doppietta Busciati, quota 10 per lui. Alla fine sono 3 gli uomini in doppia cifra per l'Andrea Costa in una gara comunque a punteggio basso, 65-57, 8 secondi con Roseto che difende e Imola che in maniera abbastanza ingenua commette infrazione di campo. Comunque 7 secondi, nessuna paura, 8 punti di vantaggio per l'Andrea Costa Imola. Servito Ferraro che va dentro, subisce il fallo, sbaglia l'appoggio nel sottomano, 5 secondi, Ferraro arrivato a quota 14. 2 squadre che lottano per la salvezza, dunque anche la differenza canestri può avere la sua importanza. Tuttavia mi sento di dire che queste 2 squadre difficilmente arriveranno appaiate alla fine del campionato. Stando così le cose, è vero che la Roseto che abbiamo visto questa sera è lontana parente di quella poi che vedremo con i reintegri di Silver Bryan e di Giovanni Carenza. Va però anche detto che Imola è senza Jesse Perry, che in settimana si sottoporrà a terapie riabilitative e la speranza è quella di poterlo avere già direttamente in campo già nella trasferta o di Porto Recanati o di Chieti. Nel frattempo c'è un time out richiesto in campo dalle 2 squadre sul 65-58, segno che queste 2 squadre lanciano un'occhiata anche alla differenza canestri. Andiamo con il commento finale della partita grazie a Riccardo Rossi. Una vittoria molto importante, paradossalmente ancora più importante di quella ottenuta con Reggio Calabria, perché Imola l'ha ottenuta giocando male, ha tirato male da 3, quindi il suo pezzo forte gli è venuto a mancare. E ripeto, una partita in cui manca un americano e l'altro segna 3 punti, se ci avessero chiesto all'inizio il risultato finale avremmo detto il risultato finale negativo. Quindi una bella vittoria di Imola che si conferma un gruppo solido che non molla, è stato anche capace di reagire al quinto fallo di mancanza con largo anticipo. Oggi il protagonista è stato Prato, ce n'è sempre uno diverso, ma alla fine conta il risultato finale e questa è, ripeto, una vittoria molto pesante per Imola.
Ultima azione per l'Andrea Costa che vorrà arrivare a 9-10 punti di vantaggio. Va Busciatti, non completa l'opera, sbaglia il sottomano, uno dei tanti sbagliati questa sera da Franco, che comunque ha giocato una solita partita carica di agonismo, e allora finisce 65-58 12 rimbalzi l'amico cilese. con Imola 12 rimbalzi. che ha concluso avanti tutti i quarti, 12-11, 31-26, 47-40 e poi 65-58. Finisce con 20 punti di Prato, 10 di Maganza, 10 di Busciatti, 8 di Hassan, 8 di Andrea Bartolucci. Finirà con il saluto a centrocampo delle squadre, con Imola che andrà con il solito 5 ai tifosi, una pratica che ha riavvicinato la squadra imolese ai propri tifosi dopo un'annata assolutamente negativa. Allora noi ringraziamo per il commento tecnico questa sera Riccardo Rossi del Corriere di Romagna, e con le immagini della squadra di Imola che andrà a dare il 5 ai suoi tifosi vi ringraziamo e vi diamo l'appuntamento alle prossime occasioni interne dell'Andrea Costa Imola fra 3 settimane. Grazie dell'attenzione e alla prossima.